Il prossimo relatore è il professor Giuseppe Gullino, Beppe per gli amici, Padova, che parla di Padova nello scorso, una città in ascesa. Pensavo che invece stesse calando in questi momenti. Dov'è che mi piazzo? Qua, Dove vicino vuoi al tu? computer? Come andiamo col computer? Qui Pensate voi? c'hai il titolo. Qui c'ho il Se titolo. vuoi l'investitura, tirati la sedia, siedi lì. Se questo è troppo No, massiccio, non so come funziona. non lo so nemmeno le io. immagini. Cioè io non ne so nulla, tu Io- qualcosa ne sai. Io non ti sono da meno in questo. Tolgo questo massiccio. Ah, Leggio, resta una Peppe mezz'ora. mezz'ora, non amplius, benissimo. Basta che faccia cosa. Sì, va bene. Questa qua va avanti, perfetto. Allora, io parlerò della Padova di Rizzi Zannoni, e cioè vediamo che Padova, che città lui ha trovato nella sua permanenza. Allora, noi sappiamo che un certo determinismo storico grazie, sì. Allora, a lungo si è pensato a una decadenza irreversibile della Serenissima nel Settecento, per un certo determinismo storico, visto che ci fu Campo Formido e dunque bisogna dimostrare che doveva esserci. Invece gli studi da una ventina d'anni in qua, anche 30, hanno dimostrato che proprio così non è, e che quindi c'è in certi settori della Serenissima c'era una ripresa. Non c'era nella classe politica. La classe politica veneziana era finita. Si sente? Bene. Ecco, o peggio per voi, insomma, se si sente. Allora, noi sappiamo che Venezia controllormente riesce a colorare il suo tramonto con nomi di Tiepolo, Piazzetta, Longhi, Canaletto. Meglio così, grazie. Devo fare cosa? No, ma c'è questo, me lo faccio bastare, grazie. Quindi abbiamo sulla versante culturale Tiepolo, Piazzetta, Longhi, Canaletto, Bellotto, Guardi, Canova, Gozzi, Goldoni e perché no, anche Foscolo. Quanto all'economia, il secondo Settecento è dimostrato è un periodo di ripresa per la terraferma veneta, in quasi tutti i settori, eccettuate le miniere dell'area alpina. Nella fascia collinare, da Schio a Tolmezzo, si sviluppa la protoindustria. La protoindustria, nelle campagne cominciano a essere applicate le teorie degli agronomi. Noi abbiamo che nel 65 viene istituita a Padova la prima cattedra di agricoltura in Italia, affidata a Pietro Arduino, seguita nel 73 da quella di veterinaria. Nel 68 il Senato aveva ordinato alle accademie culturali dello Stato di trasformarsi in accademie agrarie o quantomeno attivare al proprio interno una specifica sezione dedicata all'agricoltura. Insomma, basta con l'Arcadia, con i sonetti, e invece occupiamoci di affitti, di livelli, di rese dei campi, di concimi, di macchine agrarie. È un successo. Nell'arco di un decennio le accademie agrarie salgono a 19, da Bergamo a Cefalonia. Nel 72 poi sappiamo che inizio a opera della deputazione ad Pias Causas la vendita all'asta dei beni dei monasteri soppressi, 127, per cui tra il 71 e il 93 vengono immessi sul mercato 11.000 ettari di buona terra, rivitalizzando l'asfittico mercato della terra che era condizionato da mano morta e fideicommesso e di conseguenza non c'era più mercato. Nel 71 il governo marciano invia 3 sindaci inquisitori in terraferma a mappare, a esaminare l'economia delle province venete e lombarde. Vediamo cosa scrivono al Senato nella relazione finale del 23 novembre 1772 a proposito di Padova e del suo territorio.
La città di Padova, scrivono, è circondata da terreni adaquati e fertili, con fiume suo proprio e altre acque divise in canali. Ora soffre delle rotte del fiume Adige e della Brenta. I mali accrescono a colpo d'occhio e portano calamità sugli abitanti e possidenti. La città stessa soffre incomodi, molestie, inondazioni e danni. Le acque della Brenta, frequentemente innavigabili, le strade che rifiutano i carreggi, molte volte fanno soffrire gli affanni della carestia. Quel territorio resta separato in isole, le quali tutte mancano di qualche cosa del più necessario, perché tutto non abbonda dappertutto. Le terre e colline sono copiose di grani e vino, nel piano aumenta e continua a moltiplicarsi il canape, non manca il lino, aria temperata, buoni pascoli, greggi, eccetera. Quindi siamo di fronte a un giudizio ancipite. La campagna se la passa meglio della città. Questo è fuori discussione. La città è minacciata infatti da un regime fluviale sempre più precario a causa di una manutenzione inadeguata e della mancanza di strade. Per quanto strano possa apparire, la Repubblica Veneta, sorta sul commercio e per il commercio, non si dette mai un valido sistema viario. Poi vediamo la carta. Per averlo bisogna attendere Napoleone. Come è noto, prima dell'avvento della ferrovia, i fiumi erano le vie di comunicazioni preferite, perché le strade, la cui manutenzione nel Veneto era affidata alle comunità locali, si trovavano generalmente in cattive condizioni e quando pioveva diventavano letti di fango. Nel 1798, a proposito del tratto Padova-Mestre, scriveva Anton von Zach, e qui mi corregga Massimo Rossi se sbaglio, nella sua Kriegskarte: io sorvolo sullo stato di tutte le strade contenute in questa sezione perché sono una peggiore dell'altra e si possono utilizzare solo nella stagione estiva. Di che per il tragitto Venezia-Padova ci si serviva abitualmente della via fluviale rappresentata dal Brenta, che il Burchiello compiva in 8 ore. In alternativa, l'unica strada era quella postale. Vediamola. Qua è la carta ovviamente fisica della Veneta. Voi vedete che qui nella bassa padovana ci sono ancora le valli veronesi. Venezia non le ha mai bonificate, la Serenissima lo ha fatto l'Austria nell'800. Perché Venezia non le bonifica? La paura era che il Polesine andasse sotto, e così poi è stato. Quindi ci sono ancora vaste zone vallive. Questa è la carta viaria. Spero che si riesca a vedere. Se guardate tra Padova e Rovigo non c'è strada. La strada era il canale della Battaglia, cioè si andava in barca. Invece la carta postale dimostra che c'era il collegamento Padova-Rovigo. Questo cosa significa? Che non sempre non tutto l'anno si poteva andare in carrozza, quindi bisognava andare a cavallo, come facevano i corrieri postali. Ora, la postale, dico una cosa, un aneddoto conosciuto, era gestito dalla famiglia Bergamasco fin dal 500 dei Tasso, cui appartenne il celebre poeta Torquato, se non che per sua malsana idea ha preferito fare poesia anziché ciapar skate, cioè diventare ricco esercitando il monopolio della posta, che era un feudo dato dall'imperatore Carlo V alla famiglia Tasso. E quando poi nell'800 hanno meccanizzato i servizi di corriere, è nata la parola taxi, dalla famiglia Turm und Taxis, cioè Torre e Tasso, un ramo della famiglia Tasso che si sposta in Germania. Meno giovani ricorderanno che l'agenzia di informazione russa era la TASS, e qui deriva sempre da Tasso, cioè dal servizio di corriere. Bene, quindi erano i fiumi le vere arterie di collegamento della Serenissima. Fiumi che avevano una portata molto superiore a quella attuale. Se noi adesso poniamo in luglio
in agosto passiamo a Ponte della Priula, passiamo al Piave, vediamo un rigagnolo, spesso i torrenti delle Dolomiti hanno più acqua del Piave. Ma perché? Perché se la portano via i cannoni in montagna, si portano via l'acqua quando sparano la neve, e poi ci sono le centrali dell'Enel, e poi c'è l'industria, e poi c'è l'agricoltura meccanizzata che irriga, e poi ci siamo noi, che siamo 5 volte più numerosi rispetto a 2 secoli fa, e abbiamo il vizio di bere e di lavarsi, e di conseguenza i nostri fiumi sono incomparabilmente meno ricchi di quanto non fosse allora. Quindi i fiumi erano incessantemente percorsi da imbarcazioni che poi venivano fatte risalire con un traino di cavalli lungo le sponde del corso d'acqua. Di conseguenza, in tutti i più grossi paesi percorsi da un fiume navigabile esistevano corporazioni di barcaroli. Padova ne aveva 3, al Portello, a Santa Maria in Vanzo, a San Giovanni delle Navi. Carta del Padovano dell'84. Ecco, vedete, qua Padova è una città ricca di acque. Negli anni del nostro secolo, nel secolo scorso, negli anni 50, hanno tombinato Padova, cioè la riviera dei Ponti Romani era un ramo del Brenta, del Bacchiglione, e di conseguenza lì Porta il Tinate, non so se qualcuno ha presente, dietro il Bo, dietro l'università, lì c'era il mercato, perché il centro di Padova è il Duomo, lì passava il Decumano e il Cardo Romani, e dove c'è l'attuale municipio Elbo, che noi crediamo il centro, non era tale, era il mercato che era rifornito dal corso d'acqua che era appena dietro. Vado avanti. Università. Per svecchiarla c'erano stati vari tentativi, ma nessuno piano di riforma organico. Però Gasparo Gozzi all'inizio degli anni 70 riesce a fare una riforma sopprimendo cattedre obsolete a vantaggio di nuovi corsi come diritto commerciale, chirurgia e degli insegnamenti di veterinaria e agricoltura, si è già detto. Allora nel 67 l'architetto Domenico Cerato dà inizio ai lavori alla Specola, che sotto la guida dell'abate Giuseppe Toaldo, abbiamo visto prima, diventa l'osservatorio astronomico della Serenissima, dove egli impianta il parafulmine nel 1772. Toaldo era in buona compagnia. Professori e letterati di buona levatura non mancano a Padova nel corso del Settecento. Abbiamo Antonio Baldisnieri, Giovan Battista Morgagni, Giovanni Poleni, e nel settore umanistico Jacopo Facciolati, Egidio Forcellini, Natale delle Laste, Giovanni Brunacci, Clemente Sibiliato, Melchiorre Cesarotti. Un preciso influsso illuministico è ravvisabile infine nella fondazione, verificatasi nel gennaio 79, dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, l'attuale Galileiana, sorta in luogo dell'antica Accademia dei Ricovrati, fondata nel 1599 dal futuro cardinale Federico Corner. Ubicata questa Accademia di Scienze, Lettere ed Arti presso il Palazzo del Rettore in piazza Capitaniato, fornisce buone prove, come l'invenzione di un nuovo tipo di polvere da sparo che viene impiegata dalla flotta veneta nella guerra contro Tunisi nell'84-92. Rifondata questa Accademia da Napoleone e successivamente dall'Austria, essa è da considerarsi l'antenata di questo istituto, l'attuale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Rinnovamento urbano. Il tessuto urbanistico di Padova è stato contrassegnato nei secoli da 2 grandi slarghi, l'Arena a nord e Prato della Valle a sud, aree entrambe concepite con finalità ludiche, l'Arena per i giochi, il Prato per gli spettacoli, dal momento che in età romana vi sorgeva un teatro conosciuto in epoca medievale come Zairo. Non si capisce bene l'etimologia di questo Zairo, però tutti i documenti dicono questo è lo Zairo. Vediamolo, eccolo qua. Questa è una foto che hanno fatto nel 64 quando hanno drenato per pulire il canale dell'isola Memmia, Prato della Valle, e sotto ci sono le fondamenta del teatro romano, che è stato demolito nel Medioevo per i frati di Santa Giustina che ci hanno fatto la chiesa.
In seguito quest'area era stata abbandonata, il teatro saccheggiato e la spianata invasa da sterpagli e acquitrini. Nel 67, dopo un lungo contenzioso con i monaci di Santa Giustina, la Repubblica riesce a evocare al demanio quest'area e nel 75 ne affida il recupero ambientale al patrizio Andrea Memmo, allievo di Lodoli. Costui porta a termine un'impresa che riscuote larga rinomanza, valendosi del cerato, lo stesso che aveva edificato la Specola, cioè, ecco qua, il Prato della Valle come era prima, 76, eccolo qua, viene recuperata quest'area. Là vicino abitò Donatello quando fece il monumento alla Tamelata e disse: io vivo qua in mezzo alle ranocchie, perché effettivamente era tutta una palude con zanzare, potete immaginare cosa. Quindi Memmo riesce a fare un'opera illuminista, recupera nel 75 quest'area diciamo così degradata e ne fa il Prato della Valle. In testa sua dovevano sorgere 58 botteghe, perché farne un polo economico, tipo un centro commerciale attuale, il Giotto, che ne so, un ipermercato, in modo da coniugare il recupero ambientale con l'attività economica, un po' come il Ponte Vecchio, il Ponte di Rialto a Venezia, che hanno le botteghe, perché così lo Stato ritornava delle spese sostenute per fare il ponte. Se no che mancarono i soldi e hanno deciso di farci le statue. Questo qua è procurato, cosa meno, anche perché le hanno pagate i discendenti dei vari personaggi. Questo qua è Antonio Barbarigo, fratello del famoso vescovo di Padova, Beato Gregorio Barbarigo. Bene, pressoché contemporaneamente la città si dotava di importanti strutture sanitarie. Ad Abano, infatti, la famiglia Dondi Orologio riusciva a valorizzare le terme, secondando una moda che andava diffondendosi sempre più in Europa. Più incisiva per la società padovana fu invece la sostituzione dell'antico ospedale grande di San Francesco con un moderno edificio. Il merito dell'iniziativa fu del vescovo Niccolò Antonio Giustinian, che per anni non cessa di impiegare i suoi beni nell'opera e di stimolare autorità e società per ottenere i mezzi necessari a portare a termine l'impresa. Alla sua morte, però, l'edificio non è ancora terminato, lo sarà più tardi e si chiama tuttora l'ospedale Giustinianeo, che è l'ospedale, la parte vecchia dell'ospedale di Padova. Mi avvio a concludere. Sarò bravo, Carlo. Il maggior successo lo ebbe a un convegno a Cividale del Friuli, c'era Bruno Polese, si ricorderà bene. Ci fu un convegno che era molto denso, con tantissima gente che parlava e un po' tutti hanno debordato, cioè molti hanno debordato, per cui quando toccò il mio turno, e allora ero un po' più giovane, ho detto: signori, rinuncio a parlare. Non ho mai avuto un applauso così convinto, così riconoscente, così pieno in tanti anni di carriera come quella volta. Proprio si leggeva la gratitudine, la liberazione. Allora, a fine Settecento, il peso specifico e il ruolo assunti da Padova all'interno dello Stato Veneto aumentano. Ecco il perché del mio titolo, Una città in ripresa. E non soltanto dal punto di vista culturale, cioè la tradizionale gemma dell'università. Sì che non è forzatura parlare, sullo scorcio della plurisecolare esistenza della Serenissima, di un riequilibrio nei rapporti con Venezia, con la capitale. Non si tratta solo di eventi eccezionali come la visita di Papa Pio VI, reduce da Vienna, che arriva nel 82. Il fatto nuovo è che a fine Settecento la città presenta suggestioni sino allora inavvertite, come dimostra il fatto che è sempre più spesso meta di soggiorno dei veneziani, le cui permanenze si dilatano costantemente. Lasciamo la parola a una fonte imparziale, l'abate romagnolo Giuseppe Compagnoni, il futuro inventore del tricolore nel 96, che nel giugno del 1787 così descrive l'invasione. Cosa dunque trovavano in Padova i veneziani per la Fiera del Santo, che è il 13 giugno, festa solenne a Padova? Trovavano se medesimi. Ma ivi né toga, né parrucca, né tabarro per gli uomini, né le gentildonne erano obbligate, uscendo a piedi, a avvilupparsi nel nero zendaletto. Non essendo legame di uffici pubblici, ognuno, cioè l'attività politica,
Ognuno era padrone dell'intera giornata. Visite, giochi, caffè, pranzi, corse, teatro, cavalchine, così chiamavansi i balli, e poi caffè, giochi e cene, e in mezzo a tutte queste dissipazioni, intrighi d'ogni genere, notizie del mondo, della città, il bel cielo di Padova, l'ampiezza delle sue strade, il tumulto da una parte, la solitudine dall'altra, contribuivano a dare agli spiriti una certa energia, una libertà, una licenza che i patrizi veneziani non godevano nella capitale. E continua, in quel tempo i signori padovani ritiravansi alle loro campagne, aborrendo la presenza dei loro padroni, la cui profusione, il cui lusso era, ai loro occhi, più umiliante che la considerazione stessa del grado tanto superiore. La tradizionale diffidenza veneziana era dunque tutt'altro che finita a Padova. I veneziani sono sempre andati d'accordissimo con Treviso, mai con Padova. Cioè proprio, se permettete, io sono veneziano, ho sposato una padovana, ho studiato a Padova, mi sono laureato a Padova, insegno a Padova a 30 anni, sono considerato veneziano. Allora, la tradizionale veneziana, quindi nei padovani, non era finita, se non che il motivo del contendere, secondo il giudizio di Compagnoni, non è più il predominio politico, ma quello sociale. A fare la differenza ora sono le ricchezze. Lui dice, la cui profusione, il cui lusso era agli occhi dei padovani più umiliante che la considerazione dello status sociale, del politico. Questa è una delle concause che spiegano la scarsa adesione della nobiltà di terraferma a entrare a far parte del patriziato veneziano in occasione dell'ultima apertura del Libro d'Oro nel 75. Sebbene non sia più previsto l'esborso di 100.000 ducati come era avvenuto un secolo prima nella guerra di Candia, solo 11 famiglie rispondono all'appello e fra queste di padovane se ne contano 4, Borin, Buzzacarini, Mussato e Trento. Questo su una città di circa 41.000 abitanti. 4 si spiegano con il fatto che l'aristocrazia della Serenissima ha ormai perso gran parte del suo prestigio e della sua credibilità, senza peraltro che se riuscisse a riformarsi. Non se ne fece nulla. Però il di fatto è che Padova a fine Settecento tende a diventare una competitrice con la Serenissima, tanto che in età napoleonica ci sarà una sorta di diarchia. L'Istituto Veneto in età napoleonica venne ideato, non fu realizzato perché nel 12 mancò il tempo, però subito dopo con l'Austria si pensava di portarlo a Padova. Quindi c'è questa ripresa di Padova mentre Venezia, alla fine caduta la Serenissima, sprofonda. Nell'arco di pochi anni il patriziato se ne va. Un patriziato che per 1000 anni ha retto, 500 anni per farla piena, ha retto le sorti si è identificato con lo Stato, a differenza dei milanesi, dei napoletani. Questi spariscono nell'arco di 10 anni. Epolo, i Foscari, i Sagredo. C'è un collasso, proprio nominati dall'interno. E mentre Padova nell'Ottocento è la città emergente con la prima industria. Bene, nel giugno dell'85 viene scoperta a Padova una loggia massonica, vi risparmio i nomi di chi ne faceva parte, però mancava ormai una manciata d'anni allo scoppio della rivoluzione francese e la Repubblica aveva ormai l'acqua alla gola. Nel 96 Bonaparte entra nei domini della Serenissima, nella primavera del 97 la terraferma si trasforma in un mosaico di municipalità democratiche, anticipando la stessa abdicazione del Maggior Consiglio, che è avvenuta 4 giorni fa, abbiamo ricordato l'evento, il 12 maggio 1797, che segna la fine della millenaria Repubblica Marciana. Grazie. Scusate, mostro, se ho un secondo, mostro le immagini. La Specola, cioè le carcere dei Carraresi, il portello, ecco qua la Padova Acquea, il piccolo porto di Padova. E no, volevo mostrarvi un'altra che forse ho saltato. Questo è il Bo. Questo lo conoscete? Questo è la Cappella degli Scrovegni sulla vostra destra. E questo è il palazzo che è convesso perché sorgeva sulle fondamenta dell'arena. Era stato dei Rismanini, degli Scrovegni dal 1475, dei Foscari,
Poi l'ultima, Marta Foscari, sposa nel 1808 Bartolomeo Gradenigo. Il palazzo passa a Gradenigo, ma ormai è fatiscente, verrà acquistato dal comune di Padova e demolito nell'81 perché si pensava che le sue mura inumidissero gli affreschi della Cappella degli Scrovegni. In realtà sotto c'è una polla d'acqua che fin dai tempi di Giotto ha sempre minato questi affreschi. È così. Per cui Sgarbi 15 anni fa ci ha fatto uno sgabbiotto perché il pubblico, per decontaminare l'umidità dei visitatori, non serve, insomma. Se mi posso permettere l'ultima cosa, nel 1526 c'è una lettera di cardinale Pietro Bembo al figlio, era cardinale ma quella volta insomma al figlio che stava ad Andrea, e lì la scrive da questo palazzo di Padova e gli dice: caro figlio, riverite e ringraziate per il conto mio il magnifico Marco Foscari che gentilmente mi ha offerto il suo soggiorno nel suo palazzo. Lui tornava da Roma, però sto cercando casa qui agli Eremitani perché, a dirla tutta, è così umido che non capisco come sti Foscari possono venirci a villeggiare. Credo non averne più di stampine, ecco, no, basta, le ho mostrate tutte.